Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo quando il tuo nemico sbaglia, aiutalo, perché qualcuno mi ha chiesto una pillola, una mia amicizia mi ha chiesto, più di una mia amicizia, anche PVT, mi ha chiesto cosa vuol dire questo messaggio. Ma prima di iniziare questo messaggio, il vostro Marietto, come al solito, vi chiede di iscrivervi al canale del legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di iscrivervi anche nei diari chiaramente, e anche nel canale di Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico. Bene, iniziamo un po' questa pillola che sembra quasi controverso. Il caso più emblematico per far capire cosa vuol dire questo messaggio l'ha fatto praticamente, l'ha messo in pratica praticamente la Cina. La Cina ha una cultura millenaria, praticamente si può parlare di 12-13 mila anni, e l'ha fatto con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, quando hanno iniziato le varie guerre nel mondo, praticamente si sono trovate super indebitate, e sebbene andassero contro nazioni che erano praticamente favorevoli alla Cina, la Cina ha sempre pagato il debito pubblico degli Stati Uniti. Ma questo perché? Per il semplice fatto che praticamente gli Stati Uniti, sebbene sembrano i padroni del mondo, hanno fatto queste guerre di procura con i soldi della Cina, e quindi sebbene sembrano due facce di due medaglie differenti, diciamo che gli Stati Uniti hanno fatto il gioco della Cina, perché sennò queste guerre contro l'Iraq o contro l'Afghanistan o contro altre piccole nazioni dell'Africa non avrebbero mai potuto farle. Questo perché? Perché la Cina ha deciso di, in un certo senso, indebolire il suo peggior nemico aiutandolo, e questa è una strategia millenaria. Gli Stati Uniti, purtroppo, essendo una nazione, come si suol dire, giovane, perché Cane Gregore è giovane, hanno un fortissimo istinto aggressivo e quindi vanno in giro per il mondo a fare i poliziotti praticamente per procura da parte della Cina, e non se ne accorgono e non ce ne accorgiamo neanche noi, però purtroppo è così. Poi vorrei anche spiegare un'altra cosa, che ci sono i predicatori del tubo che continuano a dire è morta la democrazia, morte di qua, morte di là, stanno istituendo un nuovo stato militare con questa situazione che si è venuta a creare, stanno togliendoci le libertà. Allora, vorrei spiegare una cosa che forse la gente non se n'è ancora accorta. Fondamentalmente gli Stati Uniti non sono mai stati uno stato democratico verso l'esterno, sebbene continuano a portare e a parlare di democrazia all'esterno, per il semplice fatto che nel mondo tutte le merci passano per dei canali, per dei stretti marittimi, tutti. Quindi qualsiasi tipo di merce per il mondo, oltre che una piccola parte per gli aerei, sugli aerei e per i treni, passa tranquillamente per questi stretti marittimi. E tutti gli stretti del mondo sono governati e sorvegliati dalle porte aeree americane. Quindi non passa un filo d'erba su una nave che non sia vagliato e controllato dagli Stati Uniti. Quindi questa forma di liberismo che gli Stati Uniti esportano a parole, poi nei fatti non è confermata, perché se loro vogliono, domani possono mettere in crisi qualsiasi stato, qualsiasi nazione del mondo, bloccandogli le proprie merci, soffocandole praticamente. Quindi questa spalmatina di democrazia che vogliono esportare non è mai esistita negli ultimi 60 anni. Quindi quando voi pensate a delle persone che vanno sul tubo a predicare la sinistra, la destra, insomma quello che voi volete, praticamente è una grande farsa, per il semplice fatto che loro sono sempre stati uno stato marittimo e hanno sempre imposto i loro dogmi. Chiaramente, come i criceti, hanno sempre lasciato in modo che le popolazioni poi a livello economico evolvessero. Questa era la classica strategia romana, in cui i romani, a livello tecnico-militare erano preponderanti, più forti, e quindi dominavano gli stati, ma lasciavano che a livello economico gli stati diventassero ricchi e potenti. È sempre stata una strategia romana, e vi ricordo che Roma era sotto
il genio di Saturno. Infatti prima Roma si chiamava Saturnia, quindi gli Stati Uniti non sono altro che la bella copia, no? La bella copia dell'impero romano, una fotocopia. Negli Stati Uniti poi bisogna ricordarsi una cosa, che lo Stato profondo non sono gli inglesi, come il 99% della popolazione percepisce, ma sono i tedeschi. Ed è per questo che quando la Germania ha perso la guerra, praticamente tutte le teste, tutti i quadri dirigenziali della Germania sono andati verso gli Stati Uniti e hanno trovato agio nelle retrovie militari degli Stati Uniti. Quindi, cari miei, anche noi in Italia abbiamo una mentalità ormai soffocata, ma in realtà noi siamo una penisola e siamo sempre, e dico sempre, stati un popolo di navigatori. E lo stesso gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti molto probabilmente incominceranno ad avere qualche crepa nel loro dominio mondiale fra 50 anni più o meno, quando la Cina riuscirà ad avere una propria flotta marittima e riuscirà a contrastare quella militare statunitense. Ma fino allora molto probabilmente la mentalità marittima e la forza militare degli Stati Uniti prevarrà. Quindi quando voi sentite sul tubo dei predicatori di sventura o di predicatori che dicono che noi abbiamo perso la democrazia, che c'è uno stato di militare, questo è sempre esistito ma la gente non l'ha mai visto. Vi ricordo solamente che ci fu un grande ministro italiano che cercò di portare il comunismo in Italia nei tempi della guerra fredda e poi nacquero dei partiti terroristici che cercarono di bloccarlo e lo bloccarono. Questo era per evitare che noi diventassimo e avessimo dei campi di concentramento russi in Italia, ma queste persone non lo vedono e vedono solamente quello che continuano a predicare alcuni guru sul tubo, ma non fatevi distrarre, gli Stati Uniti terranno botta per almeno 40-50 anni. Dal giorno in cui perderanno la forza e la potenza militare sui mari, praticamente ci sarà un declino dell'Occidente. Poi bisogna ricordarsi un'altra cosa: l'Italia e la Germania hanno perso la guerra, ma se voi guardate fino agli anni 90 l'Italia e la Germania erano tra le prime potenze economiche mondiali, questo proprio per l'aiuto degli Stati Uniti. Bene, cari amici, non dobbiamo dimenticare che i cinesi useranno sempre questo detto, quando il tuo nemico sbaglia, aiutano a sbagliare. E noi non dobbiamo cadere in questo tranello. In questo periodo vedete che c'è una situazione un po' fuori controllo, ma vi ho già spiegato in altre pillole che quest'Urano, che purtroppo andando solo per la casella del Toro, sta influenzando negativamente le cose materiali, e quindi per un periodo del 2020 al 2026-29 avremo dei grandi scossoni qua. La Siria ha già visto qualcosa in questo periodo prima, adesso tocca un pochettino a noi, ma io sono fiducioso nei nostri governanti, perché anche loro hanno praticamente una cultura di magisti dietro nei servizi segreti, e in Italia vi ho già spiegato che ci sono ben 2, 3 o 4 maghi fortissimi, di cui uno ha la più grande biblioteca del mondo di libri di magia, e quindi confido nella loro saggezza che abbiano preparato tutto a dovere. Grazie cari amici, il vostro Marietto adesso vi saluta, vi chiede se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale Illegale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!